Visto che ormai fanno tutti i video dalla macchina, non so perché, ne faccio anche io uno, quindi insomma. Si può vivere di musica? La risposta è no. Vabbè, scherzi a parte. Beh, mettete un mi piace però prima. Mettete un mi piace, per favore, che ci stiamo alzando di brutto, mettete un mi piace. Siamo quasi a 6 milioni di visualizzazioni, mettete un mi piace. Allora, la domanda è che spesso si fa, si vive di musica, ma si pensa al pop. Quindi, ragazzi, non esiste solo la musica pop. Esiste la musica classica, la musica jazz, la musica colta, la musica... Vabbè, esiste un po' di musica. Quindi diciamo che esistono più tipi di musica, ok? E quindi nel pop dipende cosa fai. E da una parte è difficile, però chi fa il produttore, chi sta dietro le macchine, chi lavora nel mix, nella produzione, un po' di lavoro c'è. Come no, no, ce n'è lavoro. Se poi sei bravo, insomma, hai tanto lavoro da fare. Quindi c'è. Certo, non diventi ricco, ovviamente, però ci vivi. Hai uno stipendio tuo, fai tante belle cose. Poi se fai fortuna, insomma, come tanti, insomma, come Dardust, così, ce ne sono comunque, ben venga, perché insomma così. Poi c'è il campo del settore della classica, lì ci sono i musicisti classici nell'orchestra, quelli che lavorano in conservatorio, quelli che fanno, ad esempio, lavorano in varie trasmissioni. Lavoro ce n'è, anche su quello. Poi nel jazz c'è un circuito bellissimo, enorme, c'è tanto lavoro. Quindi il lavoro c'è, ovvio non diventi ricco, a meno che scrivi il brano di successo, oppure diventi, che ne so, l'AVC della situazione, però insomma così. Però c'è un po' di lavoro, c'è, perché come no? Col pop è un po' più difficile perché ce ne sono tanti col pop, quindi tanti vogliono cantare, tanti vogliono emergere, è normale. E quindi, però anche lì, se tu ti fai la serata lì, comunque il tuo stipendio a casa lo porti a casa. Ripeto, ricchi non si diventa con la musica, a meno che fai un brano di successo, diventi veramente qualcuno, ma ricchi non si diventa, anche perché l'etica del musicista penso non è diventare ricchi, ma far quello che si piace con la propria arte. Poi c'è chi ha il lato imprenditoriale e chi di meno, però insomma, di solito il musicista è così, purtroppo per fortuna, insomma così. Ciao ragazzi.